Roma. Roma. Roma non fa la stupida stasera, dammi una mano a foglia, dite sì. Ma che siamo a Sanremo qua? A me piace. Questo è il telegiornale. Siamo in diretta. Siamo in diretta. Avanti, va. Buonasera. A causa delle tasse e delle restrizioni economiche imposte dal ministro Amato, si fa per dire. A causa delle tasse e delle restrizioni economiche imposte dal ministro Amato, si fa per dire. Gli italiani pensano di non prendere neanche lo stipendio, invece lo hanno preso. Indietro non si torna, ha esclamato il neopresidente Clinton. Bisogna sempre agire e non pensare soltanto a scopare. Non andremo, hanno detto gli spazzini della capitale, se non avremo quello che ci tocca. Le palle di biliardo lanciate da balcone da un bambino hanno causato la morte di 2 persone. Peccato che non erano Gava e Demita, presenti all'inaugurazione della Fiera della Casa. Erano però presenti Diana e Carlo d'Inghilterra. Quanta corna ha collezionato il famoso torero Gennaros Cannavacciuolo nei suoi 10 anni di carriera, ma in occasione del suo compleanno le ha donate tutte. All'onorevole Craxi, presentatosi ultimamente in televisione, è stata riscontrata una grave stanchezza fisica. È stata certamente Cicciolina, la più applaudita alla passerella delle pornostar. Al suo apparire tutti i presenti si sono alzati. Anche i membri della commissione sanitaria sono stati d'accordo sull'aumento dei ticket sui medicinali. Latrina, cessi pubblici e fogne verranno disinfettati con l'avvicinarsi della stagione calda. Infatti sono stati rinvenuti nei suddetti luoghi alcuni parassiti. Come il presidente dell'INPS ha avuto la parola, ha dichiarato ai presenti: per poter sanare il bilancio dell'istituto tutti gli sprechi sono da eliminare. Soprattutto i vecchi hanno avuto il coraggio di denunciare i rapitori del noto industriale Manfredi. Con la ricotta avariata sono stati intossicati i 3 giovani ricoverati al policlinico. I medici sono sicuri di salvarli. Non c'è niente da fare, ha detto il direttore del laboratorio di analisi chimiche. L'inquinamento distruggerà ogni specie di animale. Come Pavarotti, è entrato in scena, ha ricevuto un lungo applauso. Eppure il lancio di cavolfiori sul mercato quest'anno fa pensare ad un prezzo molto alto, tanto che il presidente della Coldiretti ha esclamato: alla faccia del cavolo, ma dove diavolo arriverà questo cavolo? A casa della regina Elisabetta è stato ricevuto l'alto ministro del commercio. Si è bevuto e si è brindato. Alla faccia dell'Italia bisogna dare un nuovo profilo. Il governo a questo proposito si sta impegnando per fare un nuovo servizio ai cittadini. Il sindaco di Napoli ha stabilito che chi parcheggerà in 4ª fila sarà immediatamente portato a Poggioreale, dove si brinda e si evade facilmente dallo stress quotidiano, e nel club La Ragnatela, inaugurato ieri. Accorrete tutti. Nel gabinetto del capo del governo si è discusso sullo stanziamento di 10 miliardi per un sussidio ai disoccupati. Finiranno nelle mani dei parlamentari le lettere di protesta sui brogli elettorali. Sul fatto è intervenuta la magistratura. Le indagini proseguono. A passo di lumaca. Si può circolare oggi nel traffico. Si pensa di costruire nuove strade, così con l'auto potremmo andare più sicuri. All'ospedale San Leonardo i posti non bastano, ha detto il ministro della Sanità, ma si provvederà alla costruzione di nuovi padiglioni, così tutti i malati avranno un posto. Nel cimitero delle macchine è stato trovato assassinato un uomo. Si indaga sul delitto. Notizia dalla borsa. Hai saputo qualche notizia? Notizia dalla borsa. La nonna è caduta con la borsa.
La borsa di Milano, parlo della borsa di Milano. Quella nonna sa che te a Napoli la borsa. Sì, ma non c'entra la nonna. La nonna è caduta che la borsa si è fatta male. Sì, ma la nonna già stava poco bene. Ehi, si è rotto il femore. Si è rotto il femore. Ehi, Ma adesso come sta? sta in ospedale. Sta in ospedale. Tu hai saputo qualcosa? Sì, ma io ho saputo che la nonna. Ma io parlavo della borsa, ma tu parli della borsa della nonna. Io parlavo della borsa di Milano. La borsa di Milano, la nonna che te a Napoli, ma quella borsa? E andiamo a vedere come sta la Andiamo nonna. a vedere come sta Siamo la nonna. preoccupati per la nonna, ci vediamo Sì, prossima. ci vediamo la prossima volta. Noi andiamo a vedere la nonna come sta, Scusate. Arrivederci.